Ivano Beggio, lo storico patron delle Aprilia, non c'è più, si è spento nella notte all'età di 73 anni. Pensava di aver sconfitto il male da tempo, quindi appena 15 giorni fa quegli improvvisi e dolorosi mal di testa e la terribile diagnosi. Noale lo piange, lì stata a lutto, e il paese da cui è partita la sua avventura, prima con l'attività delle biciclette del padre negli anni 70, poi con il rombo dei motori delle sue potenti moto, arrivando a venderne quasi 300.000 alla fine degli anni 90, e da qui che lascia la sua eredità culturale e organizzativa, dove, negli anni d'oro, lavoravano fino a 1200 persone, cordoglio da ogni parte del mondo, a cominciare dal suo Veneto, con il presidente di regione fino a tutti i sindaci del territorio e in particolare dalla sua Noale. Quando ci ha raggiunto la notizia ci ha lasciato davvero sconcertati. Il ricordo che abbiamo noi recente di Ivano Beggio è questa primavera, proprio seduti insieme su questa fontana, la scultura proprio in ricordo, in onore dei suoi genitori. E in una giornata bella e con tutta la vivacità che Ivano Beggio sapeva trasferire alle persone vicino a lui. Il nome di Ivano Beggio è legato ai grandi successi dell'azienda veneziana e al lancio di giovani talenti nel moto mondiale come Rossi, Biagi, Melandri o Locatelli. Già presidente degli industriali di Venezia nel 91, in moto mondiale ottenne 56 titoli conquistati nei vari campionati da diversi piloti e con 294 gran premi.